E allora, signore e signori, amici di questo pazzo sport con le rotelle, come lo amiamo chiamare noi, giunti all'8ª giornata del campionato massimo Serie A1 dell'hockey su pista. Oggi sfida delicatissima nelle parti meno nobili della classifica. Il Breganze, fermo ancora, inchiodato a 0 punti in fondo alla classifica, ospita il Castiglione, che è sopra di lui solo di 3 punti, una sola vittoria per Castiglione, mentre 0 per Breganze. Quindi partita di fondamentale importanza, punti pesantissimi per i padroni di casa che cercano davanti al proprio pubblico il primo successo. Infatti ci eravamo lasciati con l'intervista fatta a Tagliapietre Giovanni, autore dell'ultimo gol della sfida casalinga con il Viareggio, che aveva giurato per la propria gente, per i propri tifosi, una partita al fulmicotone. Bisogna vincere, dobbiamo vincere, disse Giovanni. Lo dobbiamo alla nostra gente. La gente di Breganze sta già occupando da una buona mezz'ora il Palaferrarin, che bellissimo impianto, dispone di tribune su entrambi i lati della pista, quindi bellissima cornice per i giocatori poter udire il tifo da entrambe le sponde. Abbiamo visto un riscaldamento bello convinto, concentrati i giocatori di entrambe le squadre. Adesso attendiamo che le formazioni scendano in pista. Manca davvero poco, la partita è prevista per le 20:45, sono le 20:43, quindi attendiamo. Ripetiamo, 8ª giornata. La classifica appunto vede, ripetiamo, in fondo Breganze. Breganze con 0 punti, 7 partite giocate, 7 sconfitte, 13 gol realizzati, 50 subiti. Castiglioni sopra solo di 3 punti, 7 partite giocate, una vittoria sola, 19 reti fatte, 43 subite. Castiglioni quindi che ha conquistato i suoi 3 punti in casa contro il Novara il 2 novembre. Novara anch'esso fermo a 3 punti. Diciamo che in questo momento abbiamo Giovinazzo, Novara e Castiglione a 3 punti e Breganze a 0, quindi importantissimi. Ed eccole qua le squadre che, come di consueto, bella iniziativa, vengono accompagnate da giovani pattinatori, piccoli atleti che sognano un giorno di essere loro l'atleta grande che accompagna uno piccolo al centro della pista. In questo momento sta entrando il Castiglione in classica divisa bianco-azzurra e pantaloni blu. Applausi per le squadre. Teniamo anche l'ingresso del Breganze, poi vi leggeremo le formazioni ufficiali. Accolti dagli applausi, padrone di casa in rosso-nero. Primo è il Capitan Dal Santo, Stefano, detto anche Bomba. Il portiere Giuseppe Tagliapietra, Beppe. L'altro fratello mediano, Tagliapietra, Giuseppe, perdonatemi, Antonio.
il taglia. Velocissima l'entrata del Breganze, partono velocissimi anche i ragazzini coi pattini, guardate come piccole saette impazzite lasciano il terreno di gioco. Vi leggo le formazioni intanto, dato che manca davvero poco. Quindi il Castiglione schiera con l'1 Saita Michael, anche capitano, con il 44 Irace Gabriele, con il numero 4 Maldini Mattia, con il numero 8 Serse Cabella, con il numero 9 Diego Guarguaglini, con il numero 12 Brando Santoni, con il numero 16 Facundo Esquibel, l'argentino, con il numero 29 Alberto Cabiddu, con il numero 48 Oscar La Sorsa, con il numero 99 Thomas Escobar. In panchina mister Massimo Braccali. Rispondono i padroni di casa con il numero 25 il portiere Giuseppe Tagliapietra, con il numero 1 Todeschini Marco, con il numero 5 Agostini Pietro, con il numero 9 Agostini Nicola, con il numero 13 Tagliapietra Antonio, con il numero 19 Cairo Gabriel, con il numero 27 Tagliapietra Giovanni, con il numero 53 il capitano Stefano Dal Santo, con il numero 87 Tommaso Volpe, con il numero 88 Cristian Costenaro. In panchina mister Gabriele Tiella. La partita verrà diretta dai signori Ferrari Franco e Nucifero Massimo, entrambi di Viareggio. L'ausiliario è Garzotto Luca. Partono i tamburi e gli applausi, le mani levate per la Torsida rossonera. Cerchi anche degli arbitri, si scambiano 4 opinioni. Attendiamo che si accenda la partita. Intanto l'anticipo di settimana giocato ancora il 19 mercoledì tra Lodi e Giovinazzo è finito 5-3 per il Lodi. Si è già accesa Forte dei Marmi Grosseto, quindi Breganze e Castiglione. Trissino che giocherà domani contro il CG Viareggio e sempre domani Follonica Bassano. Il ciccalino del Palaferrarin di Breganze dice che è tutto pronto. L'arbitro Ferrari. Allora vediamo subito i 5 per Breganze: Tagliapietra Antonio, Tommaso Volpe, Capitan Dal Santo e Agostini Pietro. Attendiamo il quintetto. Allora si avvicina a noi Oscar La Sorsa, Cabiddu Alberto, Thomas Escobar e Maldini Mattia. In porta chiaramente Saita Michael, il capitano. Fa decisamente freddo questa sera al Palaferrarin. Sicuramente non lo sentiranno i 10 uomini in campo. Eccolo qua, si parte. Parte subito Castiglione con un tiro dalla distanza del numero 99 Escobar. Attenzione, riparte subito Breganze. Tagliapietra, Volpe fuori ma sbaglia l'appoggio. La palla finisce nelle grinfie di La Sorsa, che preferisce ragionare. Torna indietro da Maldini. Maldini qua sotto di noi con Escobar. Escobar, La Sorsa, tiro da fuori, totalmente fuori misura, finisce quei 2-3 metri nell'angolo, ma l'arbitro lascia correre, palla in mezzo, la sbecca per fortuna Breganze e La Sorsa. Ora si lotta nell'angolo dietro a Beppe Tagliapietra, riparte Fox, Tommaso Volpe, va giù veloce a destra, cade a terra giù, poi sbaglia l'appoggio, riparte Maldini con Cabiddu e c'è il gol subito, Cabiddu Maldini. Nel giro di un minuto neanche, per la precisione 51 secondi, Castiglione su una ripartenza, però un appoggio sbagliato di Breganze. Se non sbaglio è stato Tommy Volpe a suggerire erroneamente la
la palla recuperata da Castiglione, niente di fatto. Riparte Breganze, comunque Volpe dal Santo. Di pregevole fattura comunque il gol del Castiglione al volo. Sembrava fuori la palla, poi è riuscita a correggerla. Dietro porta Maldini Mattia. Ora riporta di nuovo Castiglione. La sorsa nell'angolo. Riparte da Maldini, l'autore del gol. Maldini torna tutto indietro dalla sorsa. Blocco di Escobar. Adesso si accende. Escobar 99, parata di Tagliapietra. Riparte velocissimo Breganze con Antonio Tagliapietra. 10 centimetri sopra al 7. Sembrava fuori causa Saitta, velocissima la battuta di Tagliapietra. Antonio, il fratello mediano dei tre, è il più giovane, perdonatemi. Antonio Tagliapietra, anche l'ultimo realizzatore del gol in casa di 2 settimane fa, bellissimo gol contro il Viareggio. Wow, bomba di Dal Santo, tiene fede al suo nome, niente di fatto però. Fuori di poco, alla sinistra di Saitta, riparte Castiglione, Maldini, Cabiddu, Maldini, Cabiddu, gli porta via la palla, attenzione, vediamo, dice l'arbitro Ferrari, dice che si può continuare, era finito a terra Tagliapietra dopo un bel recupero. Sembrava essere stato toccato al pattino, ma sotto gli occhi di Franco Ferrari da Viareggio si può continuare. Stefano Bomba Dal Santo scarica dietro, può ripartire Agostini. Un'altra Saetta da fuori, Saetta su Saitta. Manco farla apposta, scusate il gioco di parole. Volpe, Antonio Tagliapietra, bel giro, bello. Mi sono rimaste le parole in bocca, un po' come è rimasta la pallina, bellissima la giocata. Tagliapietra, Volpe ha cercato di far sedere Saitta, poi gli è stata portata via la palla. Saitta che ha anche una stecca molto scenografica che sotto i lampioni pare cambiare colore come un albero di Natale. Sembrava dotata di LED la stecca di Saitta. Si lotta dietro porta, niente di fatto. Parte Cabiddu, Maldini, Escobar. Thomas Escobar, l'argentino, proveniente dal banco ispanico, alla prima esperienza fuori dall'Argentina. Sono due gli argentini, fa coppia con Facundo Esquibelli in panchina, proveniente dal Concepción. Di nuovo Tagliapietra, stasera acceso Tagliapietra, la palla sporcata da Maldini, niente di fatto, ma la palla è ancora per Breganze. Fattor comune delle partite di Breganze giocate in casa è il gol a freddo. Breganze riparte sempre male, va sempre sotto nei primi secondi di gioco addirittura. Però i ragazzi di Gabriele Tiella hanno dimostrato di avere una scorza dura e di non farsi abbattere dalla doccia fredda, che stasera è particolarmente fredda date le temperature del Pala Ferrarin. Anche se giochiamo negli inferi della classifica, le temperature sono davvero basse. Maldini la sorsa, in mezzo per Escobar, tiro fuori misura. Palla per Breganze. E Nucifero, Massimo ad assegnare, attenzione, palla per sta Breganze, riparte Maldini, potenziale 3 contro 2, Maldini protegge la palla, questa volta Tagliapietra, Giuseppe chiude su Escobar.
niente di fatto, riparte però Castiglione, bomba da fuori di La Sorsa che combatte contro Tagliapietra, palla per Volpe, bomba, niente di fatto, la palla è stata toccata da Cabiddu, finisce fuori. Ferrari Franco dice, vediamo un po' la decisione dell'arbitro, è palla per Breganze. Agostini cerca fuori misura, ma c'era il gambale di Saita, il portiere capitano. Dall'altra parte il capitano di Breganze, Dal Santo scarica su Tagliapietra, mette in mezzo, non filtra la palla, attenzione perché riparte veloce Castiglione fino in fondo da Tagliapietra, la palla poi si ferma per miracolo in mezzo all'area, non c'è nessuno il Castiglione, troppo veloce il passaggio di Volpe, non aggancia Dal Santo, può ripartire Maldini adesso dall'altra parte con La Sorsa, recupera Tagliapietra, potenziale 3 contro 2, ma Tagliapietra si fa libero, poi la palla rasoterra è letta da Saita, era anche un pochino bomba di Dal Santo fuori. Dicevo che la palla partita poi dalla stecca di Tagliapietra. Antonio. Agostini. Tommaso Volpe, attenzione Agostini perde palla. Bravissimo poi al recupero su Cabiddu. Antonio Tagliapietra. Dal Santo il capitano. Volpe. Tiro da fuori, niente di fatto, la palla però torna al capitano rossonero. Avanti di nuovo Agostini. Volpi, Dal Santo. Intanto cantano Breganze devi lottare, in Serie A noi vogliamo restare. Attenzione, bellissimo Agostini! Per un pelo, era stato bravissimo il controllo veloce, poi però perde palla e viene punito dal gol di Cabiddu Alberto. Cabiddu non si fa pregare, recupera tu per tu con Tagliapietra e lo fredde da breve distanza. Dal Santo ha qualcosa da dire al suo portiere. Vedete Cabiddu riesce a cogliere l'angolo alla destra del portiere. Per il portiere dei occhi è quello più delicato in quanto deve alzare gomito e spalla, ma se la palla è ben indirizzata sotto il 7 è davvero difficile per i portieroni corazzati del nostro pazzo sport riuscire ad arrivare in quell'angolo. Riparte Breganze sotto 2-0 quando non siamo nemmeno a metà del primo tempo, sono trascorsi esattamente 12 minuti tra pochi secondi. Ancora Cabiddu, Castiglione che riparte, Maldini Escobar, Cabiddu. Tanto è entrato col numero 16 Facundo Esquibel, l'avevo chiamato prima, l'altro neogiunto argentino, alla prima esperienza fuori dall'Argentina. Ha scelto Castiglione per debuttare nel bel paese. Facundo che è anche uno dei migliori realizzatori di Castiglioni con 4 gol. Capocannoniere La Sorsa, il numero 48 con 7 gol. Dall'altra parte a pari merito 3 gol per Dal Santo e 3 per Gabri Caira. Attenzione, riparte il Castiglione, palla in mezzo, non riesce l'aggancio per un filo ad Escobar, ora riparte Agostini scarica su Dal Santo, niente di fatto, devono ripartire dal neoentrato Cairo Gabriel, che ha lasciato spazio Tagliapietra. Antonio. Volpe, niente di fatto, la palla rimane lì, lotta con Maldini, recupera Maldini. Scarica su Escobar. Thomas Escobar, l'argentino. Scambio di
Opinioni al volo con l'arbitro Nucifero. Ancora Escobar, Thomas, la palla si impenna, finisce nella rete di contenimento. Fischio di Franco Ferrari da Viareggio. Si ripartirà con una probabile palla a 2. E c'è il primo time out, lo chiama Gabriele Tiella, il mister di Breganze, per vedere se i suoi ragazzi riescono a ripristinare, a resettare e ripartire da capo. Tutto è pronto per ripartire, cambi nel Breganze, entra Cristian Costenaro, il Coste, un ragazzone in cui Stazza mette davvero paura all'avversario, col suo numero 88, lotta col 99, sembra la tabellina dell'11. Riparte Kabidou, Escobar, Maldini, un unico cambio sulle file del Castiglione, proprio l'ingresso di Esquibel. Facundo, che aveva dato il cambio alla Sursa. Maldini, scusate, Agostini, Gabriel Cairo, molto scenografico il suo movimento di film. Il Coste, Costenaro, Cairo, Breganze ancora, tiro da fuori, colpito, la palla colpisce un pattino di qualche giocatore. Cairo lotta, rischia di perdere palla ma niente da fatto. Costenaro spara sui pattini di Maldini, niente di fatto per Breganze, non trova il pertugio. Riparte Castiglione, Kabidou dietro porta, preso in consegna da Costenaro e Agostini, si schianta contro Agostini, riparte Costa, potenziale 3 contro 2, attenzione, il capitano del Santo, Saitta esce fino all'ultimo, mamma mia, non riesce a concretizzare Breganze, un'occasione golosissima. Eravamo già andati dall'altra parte con il numero 16 Esquibel Facundo, che non è riuscito a prendere pensieri di tagliapietra. Riparte Breganze, che negli ultimi minuti ha fatto vedere davvero delle belle cose. Poi, come anche nelle altre partite, un po' imprecisa sotto porta, gli mancano proprio gli ultimi centimetri per essere più cattiva e buttarla dentro. Sicuramente poi un gol sbloccherebbe i ragazzi di Tiella. Oggi adesso il Coste non riesce a evitare 5 secondi dopo aver perso con un cattivo controllo la palla. Fa girare bene la palla Castiglione, il Braccali massimo in porta, in panchina. Mister a tutto tondo si occupa anche di squadre giovanili. Campione d'Italia comunque, categoria under 15, proprio nella sua Castiglione a maggio. Attenzione Gabriele, niente di fatto, gli manca l'ultimo centimetro a Cairo Gabriel, lo spagnolo di Breganze, unico innesto della squadra, nella squadra che l'anno scorso si è guadagnata la promozione. È stata una partita comunque equilibrata fino adesso, 12 minuti e mezzo praticamente, esattamente
metà del primo tempo. Occasioni di entrambe le parti, più concreta però Castiglione. Attenzione perché adesso lasciano andare Cabido fino all'ultimo, poi lo chiudono proprio quando era arrivato davanti a Giuseppe Tagliapietra. Eccolo Gabi Cairo. Niente, Cairo non ce la fa neanche questa volta. Riparte. Facundo Schibel, ora Maldini. Fischia Franco Ferrari, 10 secondi. E poi spiega a Maldini il perché. Bella scenetta che mentre Ferrari fischia e spiega a Maldini che fischia lui, Costenaro batte e parte. E allora deve spiegare anche a Rossonero che fischia lui, Franco Ferrari. Maldini è entrato intanto col numero 8, Serse Cabella. Maldini chiede calma al compagno Eschibel. Facundo. Eccolo qua, Eschibel, Facundo va fino in fondo, poi la palla arriva a Escobar Thomas, ma poi recupera Tagliapietra. È entrato l'altro fratello Tagliapietra, col 27, Giovanni. Dal Santo, 10 centimetri, era parso pronto Saita, poi anche questo tiro di Cairo finisce fuori di altrettante unità di misura, dette centimetri. Piccole unità di misura, dette centimetri. Parte Castiglione, attenzione perché Facundo spara sui pattini di Tagliapietra che recupera, tira a sua volta, fuori misura, riparte Maldini. Inossidabile, l'unico in campo dal primo minuto dalla parte del Castiglione, così come dall'altra parte Capitan Dal Santo. Facundo Eschibel, dall'altra parte lotta con la Sorsa Oscar. Parte Dal Santo, prende velocità, lo aspetta Maldini, Dal Santo spara su Saita. Aveva lasciato lì Maldini con una finta, poi però in pieno petto la palla di Stefano colpisce Michael in pieno petto. La Sorsa, dall'altra parte Cabella, Maldini. La Sorsa, attenzione l'Egitto Breganze, riparte dalla pietra, lascia per il Costenaro, finta, la palla non arriva, si taglia pietra. Mamma mia, chiude bene Saita. Attenzione, un colpo rimediato da Eschibel Facundo. L'arbitro Lucifero si accerta che sia tutto a posto, riparte Breganze, parte Castiglione, Maldini, Cabella centrocampo, in becca dalla distanza la Sorsa che aggancia, bello il taglia da una parte all'altra della pista. Ora però la palla torna indietro dove sulla stessa traiettoria in cui era andata, la riprende Facundo. Ora il Coste cerca in mezzo, traversa piena, niente di fatto. E questa volta sì che possiamo dire che Breganze è stata sfortunata. Non si stancano di cantare i ragazzi rossoneri. La torsida. Rossonera, il Coste intercetta, attenzione, possono ripartire. Sceglie il centro, il Coste fino all'ultimo taglio. No! Abbiamo visto di tutto. La palla prende in pieno il casco
di Saita ed esce, va dalla parte opposta, nonostante averlo preso sul lato, poi ci prova ancora Dal Santo e niente. Era bellissima l'azione dei ragazzi di Breganze. Non abbiamo il replay di questa bellissima azione. Tagliapietra, Giovanni. Attenzione Dal Santo, scarica indietro sul Coste, ma è troppo fuori misura, subirà i 5 secondi Breganze. Time out chiesto da Bracali Massimo. Musica e time out anche per noi. Pronti a tornare in campo. Maldini, Cabiddu, Cabella e la Sorsa, Tagliapietra, Giovanni, Cairo Gabriel, Stefano Dal Santo e Cristian Costenaro. Questi gli 8 in campo per le due formazioni. Oh, bella finta, taglia in mezzo, aggancia Maldini, ora può ripartire Breganze. 3-2, la palla si impenna, finisce nella ionosfera, torna indietro, spallatina, tuffo un po' scenografico di Cabella, non a bocca. Franco Ferrari, l'arbitro dalle 2F. Tagliapietra, Costenaro. A Breganze negli ultimi minuti ha mancato davvero solo il gol. 3-4 azioni di pregevole fattura. Cairo fa tutto da solo, manda fuori, va a recuperare la palla, poi lotta con 2. Esce meglio Costiglione, Cabella, ma Cairo ancora lì, niente di fatto. La recupera Cabiddu. Cabiddu torna indietro da Maldini. Autentica anima di questa squadra, il regista. Coste va in mezzo, non arriva Tagliapietra. Tagliapietra chiuso da 2, finisce a terra, niente di fatto, si può giocare. Riparte d'altra parte Cabella, lo aspetta Tagliapietra. Alla meglio Cabella, va su da solo, scarica giù a destra per la Sorsa. Avanti Maldini. Maldini, niente di fatto perché aggancia Cairo dall'altra parte. Blocco di Costenaro. Arriva giù Cairo fino in fondo, ma spara su Saita. Ormai c'era chiuso lo specchio. Bello poi l'anticipo che legge tutto di Cairo, torna indietro. Col 19 Gabriel, Cristian, Costenaro, Tagliapietra, Giovanni. Stefano dice qualcosa al compagno, la palla rimane lì, la mette nell'angolo Saita, la può recuperare Tagliapietra. Tagliapietra quello col 27, ovvero Giovanni. Dal Santo, ci vuole un gol di Breganze adesso per accendere la parità, recupera l'arbitro Lucifero. Fischia fallo in favore di Castiglione. Situazione falli, 4 commessi dal Breganze, 3 quelli del Castiglione.
Avanti, si lotta dietro porta. La Sorsa. È entrato in campo, è uscito Maldini. Attenzione Dal Santo, la palla rimane lì, non aggancia Cairo. Non gliene va dritta una a questi ragazzi. Costenaro. Tagliapietra. Avanti con Cairo, dietro porta, fa il giro, scarica fuori, si riparte da Dal Santo. Dal Santo si porta la pallina, torna indietro, ma la palla è colpita da Kabiddu, che ora riparte, prende velocità, va giù a sinistra, Tega in mezzo. Ah, leggerezza. Fallo. Semplice fallo di squadra, e time out per Tiella Gabriele. Leggerezza del portiere di Breganze, che ha rimesso la palla direttamente quasi in bocca all'avversario. Deve fare, non dico qualcosa di più Breganze, ma essere più completa, più cattiva negli ultimi metri, addirittura negli ultimi centimetri. Spesso è arrivata davanti a Saïta, ma la palla è rimasta lì davanti a Saïta. Time out anche per noi. Ci vediamo tra poco. Anzi, ci sentiamo tra poco. Eccoci qua, tutto è pronto, palla per Castiglione. Casacca bianco-azzurra. Mamma mia, bomba di La Sorsa, cuor di leone. Dal Santo gli è andato proprio in faccia. Poi Dal Santo deve dire qualcosa all'arbitro, forse dice di non averla toccata, mentre Ferrari Franco è convinto del contrario e assegna la ripartenza a Castiglione. Riparte da fuori Cabella, ora è entrato con il 29 Kabiddu, scusate, c'era anche prima. Abbiamo dei cambi, no, sono rimasti gli stessi. Cabella La Sorsa, di nuovo Cabella, Serse, bel nome Serse, originale. Dal Santo riparte da dietro, 4,55, 5 giri d'orologio scarsi per Breganze, per accorciare distanze, rimanere in partita, crederci e fare scoppiare il pala Ferrarin, rimasto ancora ammutolito col cuore in gola, con l'urlo in bocca nelle 3 o 4 occasioni in cui la palla era quasi sembrata varcare la porta difesa da Saïta, ma niente di fatto. E ora adesso Saïta che rimanda al mittente il tiro di Tagliapietra. Siamo già dall'altra parte con il numero 9 Kabiddu. Non ho capito bene, comunque La Sorsa prova a imbeccare Agostini, finisce a terra. L'arbitro intanto spiega a Volpe una decisione, forse l'ultima presa sul volo a terra di Agostini. Agostini che scarica secco su Saïta, non si fa pregare nella parata, riparte subito Kabiddu, niente di fatto, Tagliapietra. Dal Santo, Volpe sbaglia il controllo, torna indietro, ora riparte Castiglione, palla al volo, bellissimo gol, realizzazione al volo, quasi un pallonetto alle spalle di Tagliapietra. E Castiglione si porta sul 3-0. Andiamo un po' più affranti i ragazzi di Tiella.
Agostini finisce a terra spallata. Time out chiesto da Bracali. Torniamo in palestra, un po' ironico il coro della Torsida rossonera che canta "Sarebbe bello anche vincere". Vediamo un po' se i beniamini di casa trovassero il gol. Sono sicuro che sarebbe un buon viatico per poter sperare nel ribaltare questa partita, che non è assolutamente a senso unico, risultato bugiardo, ma alla fine quello è. Volpe passa sotto il braccio di Saitta che riesce in qualche maniera a deviare, niente di fatto, per quello dico che Breganze sembra anche un po' sfortunata. Questo è un assetto psicologico importante da calcolare, perché quando non te ne entra una inizi a pensare male, ma non devono fare questo i ragazzi di Tiella Gabriele. Fallo di squadra commesso da Tagliapietra Antonio. Giovanni Giuseppe Antonio, i nomi dei tre fratelli Tagliapietra. Il 30% di questa squadra è prodotta made in Tagliapietra Home. Riparte dal Santo, potenziale contropiede, Tagliapietra in mezzo, non c'è nessuno che possa deviare. Attenzione, Agostini si becca un blu. Blu, Ferrari Franco, sotto gli occhi di Franco Ferrari il fallo commesso di Agostini. Mancava questa a Breganze per iniziare a vederci fin troppo nero. Ricordiamoci che da quest'anno il cartellino blu non è colpito, non è punito sempre con una punizione di prima, ma solo in caso di chiara occasione da gol. In questo caso eravamo da tutt'altra parte della porta che doveva essere oggetto di mira del Castiglione e quindi niente di fatto. Solo 2 minuti dei 2,54 che ci separano dalla fine del primo tempo. Breganze dovrà giocarli in 3. Non vedo nessuna luce accesa. Non vedo nessuna luce accesa e neanche il tabellino parla di un time out. Si riparte quindi 4 contro 3, 2 minuti in inferiorità numerica. E ricordiamoci anche che se dovesse subire il gol Breganze comunque rimarrebbe in 3, a differenza dell'anno scorso. Quindi è stato dato dalla federazione un colpo in cerchio, un colpo alla botte. Dice: non ti do la massima penalità, però ti faccio comunque giocare in 3 contro 2 e 4 contro 3. Attenzione Tagliapietra, adesso è il numero 13 Antonio, è stato il cambio al fratello.
Cabella. Aspetta che è entrato Guarguaglini. No, ho visto male, c'è solo un 9. Sempre Escobar. Cabella con l'8, Serse, Escobar, il tiro poi di La Sorsa finisce preda di Tagliapietra. Si lotta dall'altra parte, attenzione perché Tagliapietra è rimasto tagliato fuori, è addirittura un 4 contro 2, va fino in fondo, Tagliapietra esce, va a chiudere, niente di fatto, non riesce a Cabidu a avere la meglio del portiere breganzese. Breganze dovrebbe perdere tempo, infatti gira, tiene la palla Dal Santo, fa trascorrere, riparte da fuori, Volpe, però perde la palla, troppo veloce, fa in tempo a tornare il più giovane dei fratelli. Con il numero 13, Antonio. Trascorsi 2 minuti, indenne Breganze se non altro, torna a 4 con i 2 fratelli Tagliapietra esterni in campo. (40 secondi, lo urlano tutti dalla panchina anche. Dal Santo, come si urla in Veneto, volemo il gol, niente di fatto però, può ripartire Castiglione, 30 secondi. Attenzione perché in questo solo il Ferro salva Breganze. Dal Santo, bella, riesce a metterla in mezzo, chiude bene Saitta, fallo in favore di Breganze. Ferrari determina così. Tagliapietra dietro porta, alza la testa, deve ripartire da Capitan Dal Santo. Volpe, 10 secondi. Escobar, Cabidu, Cabella. Non trovavo gli altri giocatori, sono nascosti dietro la porta. Volpe. Primo dopo vinceremo. Inizia a essere un po' ironico il tifo rossonero. Manca davvero poco. E arriva il ciccalino del Palaferrarin che manda tutti, e stasera ci vuole davvero, a prendere un tè caldo, viste le temperature artiche del Palaferrarin. Quindi andiamo in pausa anche noi e ci vediamo tra poco. Ragazzi, attenzione, il tiro al gol,
il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
E allora, amici del Pazzo Sport a rotelle, tutto è pronto per disputare questo secondo tempo. Si riparte dal 3-0 maturato nella prima frazione di gioco, inversione categorica dei campi. Per Breganze vedo pronti già Costenaro, Agostini, Cairo e Dal Santo, indicati per iniziare questa seconda frazione di gioco. Intanto al volo lettura dagli altri campi. Forte Rimarmi sta perdendo in casa contro Grosseto 1-2. L'unico aggiornamento che possiamo darvi, in quanto le altre due partite, Trissino CGC Viareggio e Follonica Bassano, si giocheranno domani alle 6, quindi si riparte subito. Tiro da fuori di Dal Santo. D'altra parte sono in campo Maldini, La Sorsa, Caviddu, ripartiamo con La Sorsa, sotto di noi qua Escobar, passaggio sulla Sorsa, va da solo sulla palla, Escobar, dietro porta ma aspetta che si smarchi qualche compagno, riparte adesso, la palla torna tutta indietro, sono Maldini, La Sorsa, Escobar, niente di fatto, la riprende di nuovo La Sorsa, ora però interviene Costenaro, Dal Santo mette in mezzo, legge tutta la difesa di Castiglione che può ripartire direttamente con La Sorsa. Caviddu becca da tutt'altra parte il 99 Escobar, di nuovo Maldini, Caviddu, Escobar, Maldini, La Sorsa, Escobar, tanto giro palla da Castiglione, poi scatena un tiro facile, in questo caso per Tagliapietra. Riparte Breganze, Agostini, Costenaro va dietro porta, appoggia Cairo, Dal Santo, non ha un felice controllo, recupera però Costenaro. Breganze deve crederci, indietro Agostini, fischio in favore di Castiglione, si riparte. Dall'altra parte Caviddu vuole smarcarsi tutta, scartare tutta Breganze, Agostini poi torna proprio su, è proprio Caviddu che torna su Agostini da dietro, gli tocca la palla proprio nel momento di caricare il tiro. Ora Costenaro, attenzione perché da dietro non sapete che arriva come una saetta Caviddu, per un pelo forse non si intende con Maldini che in felice posizione e a porta un po' sguarnita aveva lasciato abbastanza scoperto l'angolo alla sua destra Giuseppe Tagliapietra. Niente di fatto, però riparte Breganze con Agostini, non si intende con Dal Santo, perde palla Breganze, ora riparte con Escobar prova la piccadigna, niente di fatto. Dal Santo, niente di fatto, perde la palla in favore di Caviddu, poi appoggiato a Maldini che a sua volta aveva beccato Escobar, tiro letto da Tagliapietra, niente di fatto, riparte Agostini,
Agostini si porta al centro, ci mette la stecca Maldini, niente di fatto, ma Cairo recupera dietro porta, si deve spostare Agostini, poi riceve la palla da dietro porta, si gira, colpisce o il casco o la parte alta dalla traversa. Niente di fatto anche in questo caso. La palla esce dal campo, viene riportata dentro in favore, ripartirà Castiglione con palla sulla stecca, ma invece Lucifero Massimo dice che la palla è per Breganze, viene quindi affidata a Cairo Agostini, sono loro due profondi, i compagni rimangono distanti a livello di metà campo. Ora riceve Costenaro dal Santo da cui passa la maggior parte delle palline, atterrato in pieno da Cabiddu, solo fallo di squadra per Franco Ferrari, giustamente non era un fallo cattivo, non c'era neanche questo contatto di pattino, una spallata, stavolta è Breganza come tre fallo con Agostini, destinatario già di un cartellino blu nel primo tempo. Breganze torna indietro, si torna indietro ora Costenaro, niente, legge tutto, bravissimo Cabiddu che gliela legge in faccia il passaggio a Costenaro, gli legge nel cervello. La stecca era partita contemporaneamente quando era partita quella dell'avversario, anticipo netto. Maldini, Cabiddu, dall'altra parte Sorsa, Escobar va giù a destra, Agostini lo manda nell'angolo, lo marca stretto, recupera la palla con l'aiuto del Coste che scivola, niente di fatto, decide di alzarsi, la palla rimane lì, non riesce la Sorsa. Costenaro era finito a terra, ma lo sta ancora redarguendo Franco Ferrari, l'arbitro di Viareggio, accusandolo di simulazione. Attenzione, c'è ancora Costenaro, finisce a terra, però poi la palla è buona per Cairo, niente di fatto, non se l'è sentita di prima. Poi fa il giro dietro porta, ma niente di fatto, Breganze manca la cattiveria per insaccare. Ora di là, niente di fatto, Cairo non controlla, riparte la Sorsa Escobar. Fuori per Cabiddu Maldini Mattia, per quanto ho visto io il migliore in campo del Castiglione, autentico uomo squadra. Ora dal Santo sul braccio di Saita, è stato il braccio comunque a cercare la palla. Attenzione, messo fuori causa Cabiddu, sta andando da solo, il Coste prende in mezzo, niente di fatto. Bella l'idea per Capitan Dal Santo, ma niente di fatto. Il Coste prova, no, questa volta era Cairo a provare una piccadigna, ora sono in due. Maldini finisce a lato, rimane in piedi, ricorte Breganze, niente di fatto, ha preso una steccata. Dice che si può giocare, si ferma. Agostini Nicola, destinatario probabilmente di una steccata. Spiega a Lucifero Massimo l'accaduto, probabilmente l'arbitro dice di non aver visto nulla, può giocare Agostini, non è stato richiesto l'intervento del personale sanitario, quindi la palla era per Breganze, si riparte da dove si era fermato Cristian Costenaro, proprio a Maldini che come nulla fosse ora fa uno scatto. Era Agostini, scusatemi. Avanti il Coste, lotta come un leone, la criniera ce l'ha. Bello l'idea per Cairo. Con l'aiuto con la sponda, recupera la palla, batto solo, poi si impenna, niente di fatto. Si può giocare.
La palla arriva dall'altra parte, Dal Santo riesce a controllare, a metterla giù, si impenna ancora la palla, stecca alta di Costenaro. Niente di fatto. Costenaro e Cabidu, reciproche spinte. E in mezzo poi quasi Cristian se lo dimentica. Ad Alberto. Però Breganze non riesce a ripartire. Momento un po' di impasse della partita. Non riesce ad accendersi l'entusiasmo neanche degli spalti. Sono già trascorsi 8 minuti del secondo tempo. Partita che è filata via davvero liscia in questo secondo tempo. Solo 3 falli. Attenzione. Cartellino blu per Costanaro. Ci siamo distratti un attimo. Niente. Serataccia per i ragazzi di Tiella che erano scesi in campo con tutte altre intenzioni e convinzioni. Volevano i primi 3 punti davanti al proprio pubblico che adesso si è letteralmente spento. Quasi un silenzio surreale, quello che c'è qua al Pala Ferrarino. Ci vorrebbe giusto un gol per accendere il palazzetto e i nostri entusiasmi. Adesso un pettardino riaccende la tifoseria Ultras Breganze. Ferrari indica un richiamo. Non so se ce l'ha con la panchina. Conciliabile tra i ragazzi di Tiella che ora devono difendere a 3. Nel primo tempo erano riusciti a uscire indenni da quei 2 disgraziati minuti che sono il tempo in cui la squadra rimane in 3. Ora Tagliapietra 2-3 volte dice di no. È uscito tantissimo Giuseppe incontro. Si muoveva per terra come un ragno colpito, un animale colpito da un veleno. Fatto sta che è riuscito a difendere la propria porta dal doppio assalto dei biancazzurri. Ora Escobar e la Sorsa. Cabiddu, la Sorsa, Cabiddu, Maldini. Maldini, Cabiddu, Maldini, Cabiddu, la Sorsa. La Sorsa taglia pietra, spazza fuori. La palla esce dal campo. Deve essere recuperata, sì, è passata fuori dalla rete. Maldini fa il giro intorno alla Sorsa, gli dice che intenzioni, quasi chiama lo schema. Attenzione, curiose scene in cui i bambini vogliono la difficoltà a dare la pallina ad Escobar. Thomas, l'argentino, uno dei 2 argentini in rinforzo. Giunto a Castiglione in rinforzo. Ancora Castiglione, Cabiddu, Maldini. Maldini prova il tocco al volo, la Sorsa, niente di fatto. Nel primo tempo era riuscito all'incontrario. Ma Maldini che ora difende palla, riparte Cairo, scarica su Dal Santo il capitano. Fa tutto da solo al centro, poi la sua conclusione totalmente fuori misura. Siamo già dall'altra parte, Castiglione 1-2-1, chiude bene stavolta Tagliapietra.
Ancora la Sorsa dietro porta, la stecca del Santo lo disturba, può ripartire Breganze, 3 contro 3, tiro da fuori, totalmente fuori misura il tiro di Agostini. Pietro, c'è anche Nicola in panchina, ma non ha ancora trovato spazio. L'unico forse ad entrare che balla dal freddo, lo vediamo in panchina. La palla poi toccata al volo da Cabiddu, aveva provato Escobar, ma aveva avuto la meglio Maldini. Volpe è appena entrato in campo. Agostini, Cairo, tocco si gira fuori misura. Questa curva non retrocede. Un'altra bella frase dei ultra breganzesi. La Sorsa. Maldini. Trascorsi 16 minuti di gioco all'incirca di questa seconda frazione, avara di occasioni e di gol. Eccolo qua, l'ho chiamato, il gol di La Sorsa, che da dietro ad Al Santo fa partire la stecca e beffa sia il capitano che il portiere rossonero. Ed ora la curva si arrabbia anche un po', invita i propri beniamini a tirare fuori gli attributi, ve la dico in italiano. Cairo lotta con era Maldini, riparte La Sorsa in fondo, schiacciato da Volpe e dal neo rientrato Tagliapietra Antonio. Ora riparte Breganze dal Santo, Breganze con Volpe, mette in mezzo là, può ripartire Cabiddu e La Sorsa, Cabiddu protegge palla, legge tutto Tagliapietra con il 13, ma niente di fatto per Breganze, recupera dietro porta dal Santo, ancora Antonio combatte, lui l'autore del gol, era lui che nell'intervista fatta giusto 14 giorni or sono in questo palazzetto aveva incitato la propria squadra a cercare di conquistare il migliore dei risultati oggi davanti al proprio pubblico. Questa è la quarta apparizione dei ragazzi di Tiella in casa. Purtroppo sono 3 sconfitte, se continua così temo che sta per maturare la quarta. Avanti si riparte, perde palla Castiglione un po' ingenuamente, Tagliapietra, niente di fatto, palla su Said. Said imbattuto. Adorano i portieri di ogni sport finire con il clean sheet. Adesso è Tagliapietra, poi la pallina gli va dietro. Riesce a parare Tagliapietra, poi la palla rotola alle sue spalle. Anche un po' sfortunato l'estremo difensore di Breganze. Penso proprio che si sia spenta, guardate, ecco il replay, la para Tagliapietra, poi la palla rotola dentro. Stavo dicendo che mi sembra essersi spenta la luce negli occhi dei rossoneri, quasi rassegnati al triste destino dell'8ª sconfitta consecutiva. Non cede Tiella, che continua a dare indicazioni con la lavagna, cerca di spremere tutto ciò che può da ciò che ha.
Prima sirena che richiama i portieri al loro posto. 5-0 per Castiglione. Tagliapietra, no, che peccato, su palla alta, un bel gol, perché alla fine era un gol, vedete il replay, sì, ancora un po' di più Max, parte proprio alla fine, era riuscito il colpo tennistico tra i due fratelli Tagliapietra, ma la palla era troppo alta, come tanto per dire piove sul bagnato, esterno rete colpito da Tommy Volpe, Fox avanti che si combatte nell'angolo, Ferrari si avvicina, riparte Dal Santo, la palla rimane lì dopo il tiro di Saitta, non riesce Antonio Tagliapietra al tap-in, molto vicino ma niente di fatto. Attenzione adesso Maldini cerca in mezzo, aveva cercato il compagno Cabiddu, niente di fatto. Volpe, bisogna farli questi ragazzi, bisogna metterla dentro, bravi tutti, bravo a far tutto, ma proprio a Breganze gli manca la cattiveria, un po' di fortuna, quello che volete voi, ma quando è il momento l'urlo rimane in gol. Volpe, Dal Santo, un altro tiro da fuori, troppo facile per Saitta, poi Dal Santo porta avanti col pattino, non riesce a controllare, attenzione, rinvio al volo di Tagliapietra, non riesce ad agganciare bene il numero 9, stavolta l'ho visto bene Guarguaglini che fa il suo ingresso in campo. Debutto di Guarguaglini in questa partita, mi sembra che nel primo tempo non avesse avuto modo. Intanto vi dico che prima c'era stato un giallo, l'ex warning per Todeschini Marco, ovvero il secondo portiere di Breganze, e ne ha preso una anche Dal Santo Stefano. Attenzione perché si accende quella spiona della luce rossa dalla parte di Castiglione. Breganze però segue a ruota con 8 falle, quindi magari in questi 11 minuti e 03 alla fine del confronto avremo modo di apprezzare delle punizioni di prima. Bracali urla i suoi davanti senza paura su sta palla. Due Tagliapietra più Capitan Dal Santo e Volpe in campo, niente di fatto, per la palla ancora rossonera, rimane lì Volpe, niente di fatto ancora Saitta. Diciamo che per quelle partite che ho visto, ovvero per le 4 partite che ho visto qua, abbiamo avuto sempre dei portieri ispirati negli avversari di Breganze. Ora palla in mezzo, palo, portiere, Tagliapietra, per fortuna questa volta, per fortuna logicamente di Breganze e per sfortuna di Castiglione, la palla rimane lì galleggiante verso la riga, riparte Dal Santo, fuori misura, tuffo scenico di Michael Saitta, riparte Castiglione da questa parte qua, ovvero sotto di noi con Cabella, Guarguaglini, Escobar, e
Cabit. Dall'altra parte rimangono i due tagliapietra, Volpe e Dal Santo. Mamma che palo scheggiato! La palla schizza via la velocità, curvatura dal numero 99 Tomás Escobar, l'argentino proveniente dal banco ispanico. Prima stagione fuori dall'Argentina per lui. Ha trovato ospitalità in quel di Castiglione. Nove e 21 da giocare. Palla recuperata da Volpe, batte Tagliapietra. Non c'è il 10° fallo, però c'è il 9. Quindi è il prossimo fallo di squadra, da qualsiasi parte sia. Avremo modo di apprezzare un duello tra uno dei due portieri e logicamente uno dei due esterni. Abidou si infrange contro Volpe, Volpe aiuto con la sponda, niente di fatto, fa giocare Ferrari. Volpe non deve perdere tempo a guardare l'avversario, l'arbitro, ma deve giocare. Dal Santo, Tagliapietra, Antonio, recupera la palla ancora Volpe, Tagliapietra Giovanni di prima, bomba, fuori misura, 10 centimetri sopra la traversa. Dall'altra parte Guarguaglini, finta, finisce a terra, ma non si lamenta neanche, non chiede fallo, non l'avrebbe concesso Ferrari, che aveva già chiesto di rialzarsi. Tagliapietra col 27, avanti, si ferma Maldini, chiede calma, non c'è fretta per Castiglione, a circa 8 minuti dalla fine, conduce per 5-0. Non un risultato che ha portato bene a Castiglione settimana scorsa, quando da 5-0 poi ha subito la rimonta ovviamente di Falloni. Attenzione, Spintarella dice niente di fatto, Ferrari, si può giocare, ancora Cabella con Castiglione, Maldini, calma olimpica per Maldini. L'esperienza fa la forza in questo caso. Maldini dimostra di essere un giocatore con una lucidità e consapevolezza di gioco davvero notevoli. Guardate ora come si difende la palla, fino poi a metterla al numero 9 Guarguaglini, che scivola da solo. Tanto è rientrato anche il Coste, non trova luce per il passaggio, si ferma, bella finta, va dietro, alza, schiaccia. Bella iniziativa del Coste, che aveva messo totalmente fuori tempo Guarguaglini, poi però spara su Saita. Attenzione Dal Santo, time out chiesto, c'è l'ennesimo gol, questa volta segnato da Guarguaglini. Stavo guardando il semaforo verde acceso da Tiella, che non ha fatto in tempo a salvare i suoi dalla sesta rete subita. Tutto solo, dimenticato Guarguaglini davanti al povero Giuseppe Tagliapietra, freddato di prima. Time out e time out anche per noi. E allora 6:38 da giocare,
2 semafori rossi accesi. Tiella ha esaurito i suoi 2 time out, Braccali ne ha ancora uno. Vediamo se le squadre scelgono il gioco pulito, pulitissimo, clean, 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 e non ci regalano queste 2 ultime emozioni, queste 2 nuove emozioni, perché comunque per i ragazzi di Massimo Braccali e per la tifoseria a casa ce ne sono state ben 6 di emozioni. Castiglione che con questi 3 punti si porta a 6 e abbandona il fondo della classifica, in attesa anche degli altri risultati. Attenzione, Cairo davanti, Dal Santo, niente. Sembra quasi stregata la porta, o sono loro stregati i ragazzi di Tiella. Niente di fatto, però non smettono di crederci. Addirittura seduta una curva di oltre Agostini. Non può impensierire Saitta. Attenzione, tenuto Costenaro da Maldini. Costa arriva fino in fondo. Niente di fatto, Saitta. Ora riparte il 29, Cabiddu. Schienata di Maldini, di Agostini. Riesce a uscire Gabi Cairo. O Gabriel Cairo. Si può chiamare a piacimento. Costenaro. Cairo. Cairo torna indietro. Agostini. Agostini Dal Santo, il capitano. Vedremo di intervistare lui e c'è il gol questa volta di Cairo. Cairo, miglior realizzatore di Breganze, trova la rete del 6-1. Sblocca quel noiosissimo e antipaticissimo 0 dal tabellone del risultato sotto il nome Breganze. Eccolo qua il gol, la palla rimane lì. Cairo la intercetta e la fa passare sotto Saitta, 6-1. Non si commettono falli da un po'. Mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo e del secondo tempo, quindi dell'incontro. Combatte la Sorsa. Eccolo qua, fallo di squadra. Fallo di squadra, 10° fallo. Quindi toccherà a Castiglione usufruire, anzi no, scusate, è commesso dal Castiglione il fallo, quindi sarà Cairo, autore della rete solo pochi secondi fa, a provare per la seconda volta ad avere la meglio di Saitta. Sarebbe bello, ma anche un po' una beffa se la partita si accendesse adesso, quando mancano 260 secondi circa. E sì, nell'hockey sono una vita, ma dovrebbe invertirsi anche la tendenza. Cairo contro Saitta, Saitta contro Cairo. Aera attesa, finta di Cairo, alla meglio Saitta, Cairo ancora lì. Niente di fatto. Non va, ne è mancato veramente poco. Neanche il tentativo del non è entrato numero 9 Agostini Nicola, Nicky per gli amici. Eccolo qua, arriva anche il fallo di Breganze, quindi si torna dall'altra parte. Pochi secondi dopo adesso sarà Tagliapietra a doversi difendere da l'uomo che entra giusto dalla partita. Non alzo il volume, è che sto parlando basso perché il momento è catartico. Dalla panchina entra Escobar Thomas per avere la meglio di Tagliapietra. Escobar contro Tagliapietra, Escobar l'argentino, 3000 finte, c'è il gol. Escobar alla meglio invece riesce a far sua la punizione di prima, ristabilisce le distanze, 7-1. Breganze soccombe, risultato pesante, maturato prevalentemente nel
primo tempo, un primo tempo più divertente e più acceso, dove le squadre hanno dato di più, un secondo tempo un po' spento, tanto da dovermi far alzare il volume del microfono. Comunque 3 reti. Sbecca la palla Maldini, c'è ancora in attacco Breganze. Cairo, Costenaro, Agostini, in questo caso è Pietro. Sono 2 Agostini in campo, Pietro e Nicola. È andato a riposarsi, poche volte l'abbiamo visto. Cairo davanti alla porta, riesce a sbagliare un facilissima occasione. La palla si impenna quasi in verticale a 60-70 cm dalla linea di porta, supera la traversa e niente di fatto, toglie anche questa soddisfazione a Gabriel Cairo. Comunque realizzatore dell'unica rete di Breganze, Cairo, che con questa rete si porta a 4 e lascia il capitano a 3, capocannoniere rossonero. Continua Castiglione, però questa volta capisce tutto Cristian Costenaro, il Coste. Agostini, Pietro, tiro fuori misura. Partita che va verso il termine, 2 minuti e 43 da giocare. Riparte Castiglione al volo, arriva un fischio. Attenzione che Franco Ferrari da Viareggio indica la posizione e la motivazione del fischio, che ha fermato il contropiede veloce di Castiglione. Riparte ora Breganze. Agostini, palla in mezzo, non riesce a agganciare l'altro Agostini, Nicola. Coste, fa un gesto a Gavi Cairo, la palla infatti gli arriva, si dispongono i rossoneri. Costenaro dietro porta, avanti così Costenaro, destra-sinistra, niente di fatto, scarica fuori. Agostini, tutti che cercano la palla, la deviazione, alla meglio Saitta. Alla fine fischia contro Breganze. Franco Ferrari si ripartirà con palla per Castiglione. 2 giri di orologio e poco più, 123 secondi. Ma ancora Agostini, Cairo può ripartire. Maldini torna indietro, lascia lì Agostini, Maldini, dribbla tutta Breganze, poi c'è il pattino di Agostini Nicola, ma la palla rimane lì. Cabiddu alza la testa, chiede, predica calma, riparte su Maldini. Vorrei, se ci riesco, intervistare Maldini e Dal Santo. Attenzione, ora riparte il giovane Agostini Nicola, sceglie il dietro porta, non aveva trovato la direttiva verso Saitta, poi è Cairo ad abbattere Maldini, si riparte al volo. Cabiddu lascia la Costenaro, Cabiddu legge tutto Agostini, Pietro dolorante un po' alla spalla per il tuffo e ha dovuto anche allungare la stecca, la palla rimane lì e fortuna vuole che capita proprio sulla stecca di Cabiddu, che non si fa perdere, non l'aveva vista Costenaro, e Cabiddu insacca per l'8-1. Pesantissimo il risultato. Sì, poi dalla regia dobbiamo sistemare un attimo il timing del replay. Parte Breganze. 2 squadre che si sono presentate qua entrambe con le stesse intenzioni, sganciarsi dal fondo della classifica. Breganze dall'ultimo posto, poi alla fine trova il gol il numero 9, uno dei più giovani, cresciuto tra le file Breganze, Nicola Agostini. È un abbraccio, quasi un pianto tra i 2 Agostini. Vanno a battere il 5, addirittura ad abbracciarsi
con un tifoso, glielo doveva. Quindi Breganze è un po' bocca un po' meno amara per come finisce sul gol di Nicky Agostini, che trova il suo primo gol in Serie A1. Porta il passivo a -6, 8-2, quando mancano davvero pochi secondi, 29. Palla finisce in tribuna, recuperata da una dolce signorina che effettua un lancio quasi da baseball maniera e la spara da tutt'altra parte. Poi la palla torna ad Agostini Pietro, Costenaro Cristian, che si giocheranno a partire da qua gli ultimi secondi di questa partita che non ha più nulla da dire, se non provare a trovare l'ennesima realizzazione, lo zuccherino per i ragazzi di Tiella. 22 secondi, 30 segna lo spione dell'azione. Nei 45 c'è sì il gol di Agostini. Fanno tutto bene i due Agostini, che forse adesso non conosco proprio tutte le parentele, però c'è un altro Agostini tra i dirigenti in panchina e se la ride. I due Agostini hanno confezionato bellissima questa palla di prima. Un po' sconsolato Saita, che voleva fino a poco fa mantenere lo score a 0. Diventa un 8-3, come nella partita scorsa di casa. Sono venuti 2 gol nelle fasi finali della partita, ma i ragazzi di Tiella devono aggredire prima l'avversario, giocare meglio prima. Ripeto, lo zuccherino del finale non deve però ingannare una partita che Castiglione ha giocato meglio, con più convinzione, con più determinazione forse, e soprattutto con più cattiveria e più capacità realizzativa davanti alla porta. Quindi il Palaferrarun emette l'ennesima sentenza, la quarta sconfitta in casa, l'8ª di fila per Breganze, che non riesce a scolarsi questo odioso 0 da in fondo alla classifica. Castiglione si porta a 6, quindi a +6 da Breganze. In attesa degli altri risultati, noi vi salutiamo, scenderemo in campo per le interviste. Dal Palaferrarin e dalla voce di Desmo e la regia di Max è tutto. Ci ritroveremo qua fra 2 settimane. State con noi e forza Breganze.